Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania il rogo alle ciminiere manda in fumo un pezzo di storia della città, la procura indaga per incendio e disastro colposi. A Palermo inchiesta appalti pilotati in sanità, interrogato ai magistrati Saverio Romano. Ai nostri microfoni il coordinatore di Noi Moderati punta il dito sulla stampa. Ho subito dai media già una sentenza irrevocabile. Moto contro camion, muore Centauro di 40 anni, incidente sulla statale 115 in territorio di Ribera, nell'Agrigentino. Coca ed armi, smantellata piazza di spaccio a Trapani, 2 arresti. A Catania arrestato un sedicenne del villaggio Sant'Agata. Emergenza abitativa a Messina, sono quasi 14.000 gli sfratti, quasi tutti per morosità, 20.000 alloggi restano sfitti. Giù le mani dal Pizzolo, quello vero è di Sortino. Il sindaco del piccolo comune in provincia di Siracusa diffida chi utilizza il marchio registrato senza averne diritto. Calcio, Torre del Grifo è ufficialmente del Catania, ora il club rosso-azzurro punta ad accelerare il rientro nel centro sportivo. La squadra intanto prepara la trasferta di Casarano, possibili novità nell'11 titolare. Bentrovati, è un pezzo di Catania che se ne va. L'incendio alle ciminiere suscita emozioni e ricordi, si spengono gli ultimi focolai mentre si lavora per salvare il salvabile negli uffici del polo C1 interessato dal rogo. È andato per noi questa mattina a fare un sopralluogo anche Tonino De Mano. Sopralluoghi dall'alto e dal basso mentre si spengono gli ultimi focolai. L'incendio alle ciminiere è una ferita ancora aperta nel cuore di Catania e dei catanesi. 2 sale congressi da 1.200 e 600 posti sono andate distrutte, con il polo C1 inagibile ed interdetto, ad eccezione degli addetti ai lavori, nella fattispecie i vigili del fuoco o chi è preposto alle indagini. Nella zona interessata dal rogo erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. L'incendio è partito dall'esterno del teatro, si è propagato lungo l'involucro ligneo che avvolgeva la struttura e ha aggredito la cupola che ad un certo punto è collassata. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta, 2 i reati ipotizzati, incendio e disastro colposi. In attesa che la magistratura faccia il suo corso, non restano che i ricordi di chi ha lavorato in quei luoghi, di chi ha trascorso parte dell'infanzia o, andando ancora a ritroso nel tempo, di chi ha vissuto la trasformazione delle ciminiere. È una grande storia quella delle ciminiere, purtroppo anche forse dimenticata, perché addirittura tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento divenne il più grande e importante polo di raffinazione industriale dello zolfo. Noi fummo catanesi esportatori, i primi esportatori nel mondo di zolfo. Addirittura c'erano degli artisti che andavano anche a disegnare queste ciminiere, queste locali, ci sono delle incisioni molto belle. È un pezzo di storia di Catania che se ne va. Si lavora per salvare il salvabile, le apparecchiature che vedete si trovavano negli uffici lambiti dalle fiamme. Sabato intanto riaprono i musei delle ciminiere, mentre il Christmas Town si svolgerà regolarmente. L'inchiesta di Palermo su sanità e appalti, Saverio Romano è stato interrogato dal GIP, non so di cosa mi accusano, dice il coordinatore di Noi Moderati. Domani intanto l'interrogatorio di Totò Cuffaro e oggi si riunirà l'opposizione. Marco Gullà. Avete visto la canea che si è abbattuta nei miei confronti. Ovviamente il magistrato fa il suo lavoro. Il coordinatore di Noi Moderati, il parlamentare Saverio Romano, indagato nell'inchiesta che coinvolge anche l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, in questi minuti sta rendendo davanti al GIP. Sia per Romano che per Cuffaro la procura di Palermo ha chiesto l'arresto. Secondo l'accusa avrebbero pilotato un appalto bandito dall'ASP di Siracusa, al cui vertice era stato piazzato, proprio su pressione di Romano, il manager Alessandro Maria Caltagirone. Stento a capire l'episodio che mi viene contestato, lo chiariremo col giudice, ma quello che è avvenuto sui social, quello che è avvenuto nei giornali che mi riguarda, mettendo insieme un purpurri che non mi riguarda ovviamente, sembra il tema di un fatto che ha poco a che vedere con l'accertamento della verità. C'è qualche cosa che non funziona. Perché quello che è avvenuto in questi giorni è una sentenza di condanna irrevocabile. Intanto la maggioranza, dopo lo scandalo sanità e l'uscita degli assessori della DC, attraversa uno dei momenti più delicati della legislatura. L'MPA di Raffaele Lombardo mantiene una posizione defilata che ha anche causato il rinvio del vertice di maggioranza. I deputati della DC però giurano sostegno e lealtà al governo Schifani. Oggi pomeriggio, invece, il fronte progressista si radunerà per 2 giorni nell'abbazia di San Martino delle Scale, 2 giorni di ritiro per discutere principalmente
parte della finanziaria regionale. Incidente mortale questa mattina sulla statale 115 nei pressi di Saccagrande a Ribera, nell'Agrigentino. Un motociclista, Stefano Brucculeri, di 40 anni, ha perso la vita nello scontro con un camion. In concorso gli accertamenti della polizia stradale. Sentiamo Davide Sarto. Tragedia all'alba sulla statale 115, nei pressi del bivio per Seccagrande, nel territorio di Ribera. Un violento impatto tra una moto di grossa cilindrata ed un camion è costato la vita a Stefano Brucculeri, 40enne, sposato e padre di 2 figli. Il Centauro è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia stradale hanno eseguito i rilievi per accertare le cause dello scontro e gestire la circolazione rimasta completamente bloccata. Traffico paralizzato per ore sulla statale, lunghe code in entrambe le direzioni e veicoli deviati sulla provinciale Ribera-Montallegro. La notizia si è diffusa rapidamente in città, gettando nello sconforto amici e conoscenti. Una mattina segnata dal dolore e dallo sgomento. L'intera comunità di Ribera è sotto shock per la morte di un uomo conosciuto, stimato e profondamente legato alla sua terra. A Palermo una lite tra donne di 2 famiglie di parenti avvenuta lo scorso settembre ha portato adesso, la lite è avvenuta nel quartiere Ballarò, ha portato agli arresti in carcere domiciliari di 3 persone. Sono accusati di pubblica intimidazione con uso di armi, porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Adesso a Trapani, dove è stata smantellata una piazza di spaccio nel quartiere Cappuccinelli, è stata sequestrata cocaina, crack e armi. 2 le persone arrestate. Emanuela Corsi. Cocaina, crack, armi nel rione popolare Cappuccinelli. È la scoperta dei carabinieri della compagnia di Trapani che, con il supporto dell'unità cinofila del comando provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, hanno arrestato 2 giovani di 37 e 31 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, possesso di arma clandestina e ricettazione. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio hanno sequestrato oltre 1 chilo di cocaina, circa 50 grammi di crack, una pistola con matricola a brasa provvista di silenziatore con 7 munizioni calibro 9, soldi in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sequestrati anche tutti i locali adibiti a piazza di spaccio. In queste immagini vediamo gli uomini dell'arma che, dopo aver cinturato alcune palazzine in via del Cipresso, appunto nel quartiere Cappuccinelli, hanno fatto ingresso con l'ausilio dei Vigili del Fuoco che hanno aperto la grata posta all'esterno della porta blindata e poi con l'unità cinofila hanno perquisito l'appartamento, comprese le aree comuni condominiali. Durante l'ispezione del terrazzo dello stabile, all'interno di un vano tecnico protetto da una grata in ferro, hanno rinvenuto la droga e le armi sequestrate, riconducibili a 3 persone del luogo e a uno straniero residente in città da diversi anni. A Catania un 16enne è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Villaggio Sant'Agata durante un'attività di controllo del territorio per il contrasto al traffico di droga. I cani poliziotto Ares e Maui, che stiamo vedendo in queste immagini, hanno fiutato la droga in una cantina di proprietà di una coppia, marito e moglie, la quale ha riferito agli agenti che la chiave della cantina era nell'esclusiva disponibilità del figlio. Sono stati trovati 174 grammi di marijuana, un fucile a canne mozze che è risultato non censito in banca dati e 6 munizioni. E adesso andiamo a Messina, presidio dell'Unione Inquilini insieme ad universitari e Sunia che alzano il livello dell'attenzione sull'emergenza abitativa in città, un fenomeno che si incrocia con la mancanza di alloggi per soddisfare la richiesta degli studenti universitari fuori sede. Sentiamo Francesco Triolo. Un'emergenza dettata dai numeri evidenti che testimoniano come il problema casa sia in aumento. Caro affitti, sfratti forzati rappresentano ormai condizioni strutturali. A sottolinearlo l'Unione Inquilini insieme ad universitari e Sunia. A Messina si registra un aumento del 13,77% degli sfratti, con 190 provvedimenti e 73 esecuzioni forzate nell'ultimo anno. E nel 90% dei casi il motivo è la morosità. A Messina il dramma si tocca con mano. Messina è una città con salari bassi, con i redditi bassi e con una disoccupazione, un tasso di disoccupazione molto alta, e il 90% degli sfratti sono per morosità.
c'è anche chi non vuole affittare. Sì, non vuole affittare per una questione di garanzie, perché ritengono che sia le famiglie numerose sia le famiglie con portatori di handicap poi diventino un problema se eventualmente dovessero provvedere allo sfratto. Tutto questo in una città che dall'ultimo censimento di Arismea avrebbe circa 20.000 alloggi sfitti e che sta lottando per il ricollocamento di 1.600 famiglie che ancora vivono in baracca e che devono trovare una sistemazione per procedere con il risanamento. E in una città universitaria dove i posti letto per gli studenti sono appena 300 a fronte di 10.000 fuori sede che vanno ad alimentare il mercato degli affitti. Ecco il perché del presidio sotto quella che dovrà essere una nuova casa dello studente, l'ex Hotel Riviera. A Palermo sospeso il dormitorio del centro Padre Nostro nel quartiere Brancaccio. Nessun accordo sulla convenzione col comune perché i fondi stanziati sono insufficienti a coprire le spese. Emanuela Corsi. Da agosto il centro Padre Nostro di Brancaccio non ha più il dormitorio che ospitava 30 senza tetto e offriva un servizio mensa. Il motivo è che i soldi stanziati dal comune di Palermo per persona sono insufficienti a coprire tutte le spese, dichiara il presidente del centro Maurizio Artale. Abbiamo avuto delle promesse negli anni che avrebbero adeguato le tariffe che pagavano per gestire il dormitorio. Ma purtroppo da 15 euro gli abbiamo dimostrato come non si poteva gestire questo servizio, abbiamo fatto i conti anche con loro che meno di 25 euro questo servizio non si può offrire e loro alla fine hanno aumentato da 15 euro a portarlo a 18 euro e quindi noi siamo stati costretti a non rinnovare più la convenzione. Il centro Padre Nostro fu fondato 34 anni fa dal beato Pino Puglisi, parroco del quartiere Brancaccio, ucciso dalla mafia nel 1993. Il dormitorio è una delle strutture e dei servizi offerti per coloro che vivono una situazione di precarietà abitativa. La finalità principale era quella di migliorare la qualità della vita a partire da interventi relativi all'igiene personale e ambientale, al soddisfacimento dei bisogni primari e alla conoscenza delle strutture pubbliche che erogano prestazioni socio-assistenziali e mediche. 15 euro, poi portati a 18, sono insufficienti per sostenere tutte le spese, dai pasti alla pulizia. Quello che ci hanno detto è: ma gli altri come fanno? Io non so come fanno gli altri, so come non possiamo fare noi. Però sarebbe interessante e importante che qualcuno ci venisse a spiegare come fanno gli altri, perché magari noi non lo sappiamo fare. Sono migliaia ogni anno gli studenti o i laureati che lasciano il Sud, una grande fuga che ha un costo enorme per il Meridione. Lorena Dolci. Ogni anno 134.000 studenti e 36.000 laureati abbandonano il Sud per andare al centro-nord. Lo dice il Focus Censis Conf Cooperative, una grande fuga che al mezzogiorno costa oltre 4 miliardi. Nel 2022 23.000 laureati al Sud hanno scelto le regioni del centro-nord per inserirsi nel mondo del lavoro. Nel 2024 altri 13.000 sono andati all'estero. I conti sono presto fatti. Se ogni laureato rappresenta un investimento di 112.000 euro dall'asilo nido alle elementari fino alla pergamena, il totale fa una perdita di 4,1 miliardi di euro. Soldi investiti dal Sud per formare una classe dirigente che poi li restituisce altrove. Roma, Milano e Torino sono le città universitarie più ambite dagli studenti che se ne vanno dal Sud, con un'altra conseguenza, che dalle casse degli atenei meridionali sono evaporati 157 milioni di euro, mentre quelle del centro-nord registrano 277 milioni di incassi. Una perdita sociale, economica, demografica e culturale, una fuga silenziosa che svuota interi territori, che adesso però segna un'inversione di tendenza. Sabato a San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento, nasce il Diritto di Restare, movimento che riunisce 44 associazioni per dare finalmente voce ai giovani decisi a tornare nella propria terra. Il caso delle presunte infiltrazioni mafiose nella società che gestisce il litorale di Mondello a Palermo arriva davanti alla Commissione Antimafia Nazionale che conferma gravi criticità istituzionali. Ascoltato il deputato regionale Ismaele Labardera che ha denunciato tutto. Luca Ciliberti. Ma che fa? Ma è fuori di testa.
La vicenda della società italo-belga, concessionaria del demanio marittimo a Mondello nel Palermitano, è arrivata in Commissione Nazionale Antimafia, dove è stato udito il deputato regionale siciliano Ismaele Lavardera, colui che ha sollevato il caso. Il deputato quest'estate manifestava contro tornelli e staccionate che impedivano l'accesso in spiaggia. Il caso però è diventato altro. Si è scoperto che all'interno della società, che da quasi un centinaio di anni gestisce un lungo tratto di arenile palermitano, figurano tra i dipendenti alcuni parenti del boss Salvatore Genoa, condannato nel 2024. Dall'incontro sono emerse gravi criticità legate ai controlli mancati da parte delle istituzioni. Dall'audizione di ieri in Commissione Antimafia è emerso un quadro angosciante. La Regione Siciliana non ha controllato e non ha richiesto la documentazione antimafia a tutti i concessionari dei nidi balneari ed il Ministero non ha richiesto la documentazione antimafia neanche alle imprese che hanno ottenuto i finanziamenti col PNRR. Vogliamo vederci chiaro e soprattutto la Regione Siciliana è chiamata a dare risposte certe, perché in Sicilia sulla legalità non si scherza. Sul caso sta indagando anche la prefettura di Palermo. Lavardera, commentando l'audizione, ha ribadito la serietà della denuncia. Nei giorni scorsi il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha disposto la scorta proprio per il deputato regionale. Adesso una breve pausa, poi parleremo di una specialità culinaria del siracusano e anche di teatro. A tra poco. Arriva la diffida per le attività che vendono il pizzolo spacciandolo per quello di Sortino. Si tratta infatti di un marchio registrato. Il sindaco ai nostri microfoni spiega il motivo della scelta, un prodotto tipico del comune del Siracusano che va preparato seguendo criteri specifici. Francesco Aloi. Il pizzolo nasce dalla lavorazione del pane delle nostre nonne, gli scarti del pane venivano poi reimpastati e messi in forno con del formaggio sopra e nasceva il pizzolo, che veniva condito con quello che si trovava a casa. Pochi ingredienti per un pizzolo tutto da gustare. Oltre al miele è questo il simbolo di Sortino. Il piccolo comune montano del Siracusano ne ha fatto il suo punto di forza. Abbiamo una miriade di varianti perché il pizzolo non è altro che un involucro. All'interno puoi mettere la qualsiasi, carne, pesce, verdure, salumi. Ma ultimamente è proprio attorno al pizzolo che è scoppiata una polemica. C'è chi ha usato il marchio Pizzolo di Sortino senza esserne autorizzato. Così il comune ha deciso di rispondere con la diffida. Abbiamo diffidato 2 attività, una nel catanese e una nel siracusano, proprio perché il marchio registrato impone anche un disciplinare di produzione. Noi vogliamo che il nostro pizzolo sia conosciuto, venga fatto anche da altri pizzaioli, ma che venga fatto con i criteri però che abbiamo già stabilito col disciplinare di produzione. Nessuna voglia di creare conflitti o battaglie campanilistiche, ma come dice il sindaco l'obiettivo è uno: dare delle indicazioni corrette, esatte su come si prepara il pizzolo di Sortino. Può essere salato o dolce, qualsiasi sia il ripieno, al pizzolo non è facile resistere, anzi è impossibile. E allora, buon appetito! Teatro sold out e applausi scroscianti al Palacongressi di Agrigento per l'apertura della nuova stagione. In scena Il malato immaginario, diretto da Salvo Ficarra, con le musiche di Lello Analfino. Davide Sardo. Sold out e applausi a scena aperta al Palacongressi di Agrigento per l'apertura della nuova stagione teatrale. In scena Il malato immaginario di Molière con la regia di Salvo Ficarra e le musiche di Lello Analfino. Un debutto travolgente che inaugura la rassegna Riflessi culturali. Biglietti esauriti in pochi giorni per uno spettacolo che intreccia fedeltà al testo classico e sensibilità contemporanea. Una storia che continua a parlarci di fiducia, medicina e fragilità umana, con un linguaggio ironico e sorprendentemente attuale. Molière si scaglia contro la medicina e soprattutto i ciarlatani della medicina che fra l'altro ai loro tempi abbondavano anche allora. Io sento notizie e altre del giornale di gente che si spaccia per chissà che, combina danni, e lo spettacolo parla di questo, parla di un malato immaginario che ha le prese con diversi medici
medici, con diversi farmacisti che gli spillano soldi a non finire, e mi pare insomma storia di oggi. Sul palco un cast corale e affiatato guidato da Tosto che dona allo spettacolo un'energia autentica fatta di ritmo, complicità e passione condivisa. Una serata memorabile, abbiamo aperto la stagione nel migliore dei modi con uno spettacolo colto ma soprattutto umoristico, comico, la gente si è divertita molto e dobbiamo dire che meglio di così non potevamo cominciare. Un debutto che segna nel migliore dei modi l'apertura della stagione teatrale agrigentina. Pubblico entusiasta, atmosfera di festa e un segnale forte di vitalità culturale per la città. Oggi, dopo il telegiornale a Sicilia 24 Focus, ci occuperemo della storia di Valentina Milluzzo, la giovane mamma morta per setticemia in ospedale dopo l'aborto di 2 gemelli. La famiglia chiede ancora giustizia dopo 10 anni. Giusy Lazzara ne parlerà con Salvatore Milluzzo, padre di Valentina, e Giorgia Landolfo, giornalista. I vostri messaggi al 342 74 55 005. La trasmissione è anche in streaming sul sito siciliaweb.it. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania lavora in vista della trasferta di Casarano, possibili cambi in formazione. Intanto è arrivata la comunicazione ufficiale per Torre del Grifo. Marco Carli. Solo buone notizie che arrivano dal campionato per il Catania. Il primato, la frenata della Salernitana, l'avvicendamento sulla panchina del Benevento con l'esonero di Auteri. L'importante è non farsi distrarre e proseguire il cammino. Intanto arrivano positive notizie anche per quanto riguarda l'extracampo. Via PEC la curatela ha comunicato al Catania l'aggiudicazione definitiva di Torre del Grifo per la cifra di 5,5 milioni. Il decreto di trasferimento prevede ora il saldo della somma, 4.900.000 euro, entro 120 giorni e il conseguente rogito notarile. Il primo passo della società etnea è chiedere alla curatela la possibilità, nelle more dell'atto di trasferimento, di lavorare per il ripristino dei campi in erba naturale. Circa 2 mesi per portare a termine gli interventi. La squadra intanto si è allenata in sede e farà invece la rifinitura in Puglia. Difesa inalterata a Casarano, qualche dubbio resta per gli altri reparti, anche in riferimento ai diffidati. Dunque soprattutto ballottaggio centrocampo con Di Tacchi e Quaini, con 4 ammonizioni, alla quinta saranno squalificati. Ma anche davanti non è detto che Toscano lasci tutto inalterato. Da Ausilio, dopo la bella prestazione con l'Altamura, ma anche Forte e Rolfini vogliono giocarsi il posto dal primo minuto. Di certo Toscano tiene tutti sulla corda, troppo importante provare a dare continuità. Il Casarano è in serie negativa, ma sono proprio queste partite che possono segnare ulteriormente la dimensione del Catania dopo la conquista della vetta. Per quanto riguarda le altre DC è il momento di continuare sulla striscia di risultati positivi per il Trapani e Siracusa, entrambe attese da trasferte in Basilicata. I Granata giocheranno domenica a Potenza, gli Aretusei sabato a Picerno. Francesco Triolo. Agganciata alla zona playoff, il Trapani non vuole più mollarla e a Potenza anzi ha l'occasione per consolidarla. Di fronte si troverà una formazione che ha appena vissuto una sorta di rivoluzione dirigenziale con l'arrivo di Giuseppe Di Bari come direttore sportivo, una figura che proprio da questa settimana dovrà valutare soprattutto la posizione dell'allenatore Pietro De Giorgio, al quale è stata rinnovata la fiducia a termine insieme a domenica, ma già circola con insistenza il nome di Gaetano Fontana per la panchina. Il Trapani invece è sulle ali dell'entusiasmo, le 3 vittorie consecutive valgono tanto anche perché a fine mese potrebbe arrivare una nuova penalizzazione e quindi occorre mettere fieno in cascina. Aronica anche domenica non dovrebbe cambiare molto, difesa a 4, l'unica novità è dettata dalla squalifica di Giovanni Di Noia con Palmieri che dovrebbe sostituirla a centrocampo. A Siracusa invece si sta cercando di risalire pian piano mettendosi alle spalle l'avvio difficile di campionato. La società e il tecnico hanno fatto quadrato, le 2 vittorie nelle ultime 3 partite hanno dato un pizzico di entusiasmo e consapevolezza. Sabato a Picerno c'è la ghiotta occasione per dare continuità ai risultati e lasciare magari l'ultimo posto in classifica. Turati spera di recuperare Di Paolo che potrebbe partire dalla panchina con la conferma dell'11 vittorioso contro il Latina. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.